Il ragazzo è un ragazzo molto in gamba e anche molto educato sia nella presenza, nei modi di comportarsi, eccetera. E cosa vuoi dire? Cioè, è una roba bruttissima perché noi conosciamo veramente bene la mamma e quindi è un dispiacere assoluto. Le parole adesso servono a niente perché il lutto è veramente, veramente grosso e colpisce non sì la mamma e i familiari, però qui in paese ci conosciamo un po' tutti, anche se magari il ragazzo era meno in vista, però è un ragazzo tranquillissimo, educato e questi lutti sono lutti che lasciano il segno di sicuro. Com'ora un toso giovane dispiace sempre, insomma, niente da fare. Una comunità sotto shock per la prematura scomparsa di Alessandro Munerato, il 28enne che viveva a San Vito di Leguzzano, deceduto a seguito delle lesioni riportate nel tragico incidente a Pederobba in cui è rimasta ferita anche la ragazza che era in sella con lui. Qui tutti lo ricordano con grande affetto, descritto come un ragazzo solare, con la passione per la moto e la montagna, una piccola cittadina incredula che si stringe nel lutto alla famiglia del ragazzo che lavorava in un'azienda in zona industriale a Schio. È ancora fresco il ricordo di un altro decesso sulla strada, lo scorso anno proprio in questo periodo, il 12 ottobre, è venuto a mancare un altro motociclista sulla strada, diciamo questa che va verso il Trentino. E siamo sconvolti perché questa famiglia, io conosco bene la mamma Manuela, che ha avuto a suo tempo un tragico evento, ha perso il marito in circostanze tragiche e adesso si trova a affrontare un'altra triste notizia, un triste evento e quindi noi siamo vicini alla famiglia, alla mamma perché sicuramente ne ha bisogno in questo momento molto molto difficile e ci ricordiamo tutti intorno a lei per far sentire la nostra vicinanza, il nostro affetto per superare questo momento sicuramente molto difficile.